Ben ritrovati con le informazioni locali di Radio Adige TV e benvenuti a una nuova edizione di TG Daily. Il titolo di oggi: Veneto si riparte con fine vita e autonomia. Questa è la prima pagina del Daily Verona, il quotidiano digitale che arriva ogni sera via email e via WhatsApp. Vi ricordo è gratuito, basta iscriversi. Ci sono anche il canale Telegram e il canale WhatsApp. La conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale ha stabilito i prossimi lavori a inizio settembre. Temi caldi in calendario, probabili tensioni in aria e in aula. E il sito dailyverona.it trovate la notizia. Il Consiglio regionale del Veneto affronterà la proposta di legge popolare sul fine vita prima di ratificare le preintese riguardanti l'autonomia differenziata. La decisione è stata presa appunto nella conferenza dei capigruppo di oggi. Il dibattito sul fine vita inizierà martedì 1 e mercoledì 2 settembre con una possibile continuazione il giovedì 3 e poi si continuerà appunto anche con autonomia e la questione delle auto Euro 5 con la proroga, la sospensione dello stop alle auto a diesel Euro 5 quando ci sono condizioni di inquinamento. La programmazione dei lavori era stata anticipata nei giorni scorsi dal presidente Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale. Lo stesso Zaia attraverso i propri canali social ha commentato definendo questo calendario intenso e importante su questioni centrali per il futuro del Veneto e di tutti noi cittadini. Fine vita in particolare si annuncia un tema delicato e che farà discutere. Proseguiamo con le notizie sul quotidiano Daily. Tumori da Verona, oltre 70 nuovi modelli per la ricerca oncologica internazionale. Il centro ArcNet dell'Università di Verona ha rappresentato l'Italia nel progetto internazionale Human Cancer Model Initiative. Al centro dello studio gli organoidi, modelli tridimensionali dei tumori derivati direttamente dai tessuti dei pazienti. Giovane aggredito a Cerea, domani la commissione medica valuta la morte cerebrale. Il giovane di Castagnaro ricoverato in gravissime condizioni a Borgo Trento, attesa per questo giovedì la valutazione per la morte cerebrale. Il giovane di 19 anni, aggressore, anche lui di origini marocchine come la vittima, è stato invece arrestato. Incidente in tangenziale sud, un'auto centra il guardrail, fuoriuscita autonoma all'uscita di Cadelbue in direzione San Martino. Questa mattina ferito il 22enne alla guida, disagio al traffico per oltre un'ora. Furto al pronto soccorso di Borgo Roma, denunciata una 58enne. Proseguiamo con le notizie dalla provincia. Una coppia di falsi militari a volto coperto a spasso per la Zise, beccati dal vice sindaco. Passeggiavano in mimetica nel centro storico fingendosi membri di un corpo d'élite. La polizia locale li ha fermati, ha sequestrato coltelli, gradi militari e un lampeggiante. Sul sito la notizia di questa singolare situazione. Lo scorso 17 agosto la polizia locale ha fermato e denunciato questa coppia che si fingeva parte del reggimento Col Moschin, un reggimento di forze speciali dell'esercito italiano. A segnalare l'anomala presenza è stato il vice sindaco Stefano Marai e gli agenti intervenuti hanno identificato i due in un uomo di 40 anni residente a Lecco e una donna di 36 della provincia di Cuneo. Si muovevano tra la folla con i volti travisati da occhiali scuri e fasce mimetiche. Hanno raccontato di essere di ritorno da una missione, sostenendo di non poter rivelare le proprie generalità per presunti motivi di sicurezza nazionale. Ovviamente gli agenti della polizia locale di Lazise non ci sono cascati e messi alle strette. La coppia ha ammesso di essersi travestita esclusivamente per diletto. Nelle loro camera d'albergo e sulla loro auto sono stati sequestrati 5 coltelli con lame comprese fra i 9 e i 13 cm, stemmi militari, adesivi del Ministero della Difesa, un lampeggiante stroboscopico simile a quello in uso alle forze dell'ordine. Vedete, materiale che non va usato impropriamente. Proseguiamo
Con le notizie dall'economia, vendemmia 2026 in Valpolicella, raccolta anticipata, il consorzio frena le rese per sostenere il mercato. Vediamo sul sito veronaeconomia.it. La raccolta parte con circa 2 settimane di anticipo rispetto alla media storica dei 19 comuni della denominazione veronese. Produzione prevista in linea con il 2025, ma il 20% sarà destinato allo stoccaggio. Quindi 2 settimane circa di anticipo rispetto alle medie. È già iniziata la raccolta della Corvina, mentre dalla prossima settimana sarà la volta di Corvinone e Rondinella. A imprimere un'accelerazione sul calendario sono stati soprattutto il caldo e la siccità dell'estate, che hanno determinato un anticipo di circa 7 giorni anche rispetto allo scorso anno. Una partenza precoce che, almeno dalle prime valutazioni effettuate dal Consorzio Vini Valpolicella, si accompagna a prospettive qualitative particolarmente favorevoli. Proseguiamo con le notizie dalle pagine dello sport. Rally Due Valli Historic, oltre 100 iscritti, a Soave attesi Travaglia e Tony Fassina. Venerdì 28 e sabato 29 agosto torna sulle strade veronesi l'appuntamento dedicato alle auto storiche. Al via anche il Due Valli Classic, tra i nomi di richiamo Renato Travaglia e Tony Fassina, mentre Visintin e Arlonardi difenderanno il successo del 2025. E sono stati pubblicati anche i calendari della stagione 2026-27 del calcio dilettante in Veneto. Trovate tutto sul nostro sito nella sezione sport. Spettacoli dal Teatro Romano all'Arena fino agosto con le stelle della musica a Verona. Si comincia questa sera con la seconda serata, anzi si continua con la seconda serata del balletto Zorba il Greco al Teatro Romano, e poi dal 27 al 30 agosto in Arena 4 grandi spettacoli d'opera con cast stellari. Giovedì Turandot, venerdì Nabucco, sabato La Traviata, la nuova produzione di quest'anno in collaborazione con il Moulin Rouge, e domenica Aida con la star dell'opera Anna Netrebko. Proseguiamo con il Daily e come sempre trovate anche i consigli cosa fare a Verona provincia domani, giovedì 27 agosto. Oggi tra l'altro è uscito il nuovo numero del settimanale Verona Eventi con tutti i consigli per il weekend e non solo. Lo trovate sul Daily per iscrivervi gratuitamente, oppure lo ricevete allegato al quotidiano. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.